Scoperta dalla Guardia di Finanza di Vicenza una frode tributaria transnazionale nel mondo della vendita dei pneumatici online e al dettaglio per un giro di fatture false per 40 milioni di euro. 5 le persone indagate, di cui 2 agli arresti domiciliari. I pneumatici che provengono dall'estero vengono formalmente fatturati a una società che è cartiera sostanzialmente e quindi l'imposta che dovrebbe pagare questa società cartiera non sarà versata, mentre genererà un credito IVA da parte dell'acquirente effettivo destinatario delle merci direttamente dall'estero. Un vero e proprio business di famiglia che parte da Tiene, dove lui, 51enne di Montegalda, aveva aperto l'attività di gommista. Lei, la compagna 38enne di origine rumene, ne era il supporto. La figlia 26enne, una dei prestanomene con 36enne di Monte di Malo. Una classica vicenda di frode carosello di aziende fittizie tra Tiene, Isola Vicentina e Vicenza, con tanto di conti all'estero per almeno 6 milioni di euro. Ditte dove far transitare merce, soldi e false fatturazioni per evadere di fatto l'IVA. Un'attività che consentiva al 51enne di vendere pneumatici a prezzi vantaggiosi, con un effetto di concorrenza sleale. Non solo evadono l'IVA, ma anche il PFU, che sono appunto quelle indennità dovute allo smaltimento, destinate allo smaltimento dei pneumatici esausti. Sequestrati dai finanzieri auto di lusso per un valore di 170.000 euro e oltre 57.000 euro in contanti nascosti sotto il materasso. Disposto il sequestro preventivo di quasi 11 milioni di euro. Per il 51enne e la compagna sono scattati gli arresti domiciliari, lei al momento a piede libero perché all'estero. Dovranno rispondere di emissioni di fatture inesistenti, dichiarazione fraudolenta, omessa presentazione dell'IVA e sottrazione fraudolenta di imposte.